La terza corsa è il premio Wayne Ide nella seconda batteria, la batteria B del Memorial Vincenzo Gasparetto. L'1 Brest dei Greppi, 2 Can dei Greppi, 3 Fabergé B, 4 Batost, 5 Dolomite VF, 6 Catullo Jet, 7 Lorraine Daves, 8, 2 Italia. Parte piano Catullo Jet, macchina inizia ad accelerare. Partiti con veloce Fabergé B al suo esterno Batost che va a chiedere strada. Batost che insiste e passa nei confronti di Fabergé B. Al largo Dolomite VF, poi 2 Italia in scia, in corda Brest dei Greppi, quindi Lorraine Daves. 200 metri iniziali in 13,6 da parte di Batost, che ora prova a riprendere in mano. Ha colto gran partenza Antonio Di Nardo, che ha sfruttato oggi il figlio di Nadal Sheba di Pasha Lest come partitore. E così, dopo 400 metri si è installato al comando, 29 spaccato i primi 400 di corsa. Batost al comando, di fuori Dolomite VF, in corda c'è sempre Fabergé B, con in seconda pariglia 2 Italia, 600 metri iniziali passati in 43,8. Si viene sotto alle tribune con il leader che continua liberamente, al suo esterno c'è Dolomite VF, la puntata in terza ruota da parte di Catullo Jet, che dà una sveglia alla corsa, va all'attacco di Batost, il quale deve replicare. Frazione veloce, 58,5 i primi 800 metri di corsa, insiste Catullo Jet all'attacco di Batost, il quale replica. Fabergé B si tiene a contatto, poi Dolomite VF, il chilometro in 1:12,3 per Batost che è in vantaggio. Al suo esterno c'è sempre Catullo Jet, poi si avvicina 2 Italia che arriva a lato di Fabergé B a 400 dal palo, 13,9 la rete là, 1,26 e 2 i 3/4 di miglio. Batost è in vantaggio, Fabergé B nella sua scia. Catullo Jet che cala, si muove in terza ruota 2 Italia, contatto ancora Dolomite VF, poi Can dei Greppi all'ingresso della dirittura d'arrivo, in vantaggio Batost nei confronti di Fabergé B, al largo di tutti 2 Italia. Batost che si difende da Fabergé B e 2 Italia al largo. Batost vince nettamente nei confronti di Fabergé B, poi 2 Italia e Dolomite VF. 1:11,9 per Batost il percorso di testa. Antonio Di Nardo per i training di Gennaro Casillo, i colori della scuderia rosso crociata. Percorso di testa vincente del figlio di Pasha Lest, che oggi decide di partire a tutta e si impone chiaramente su Fabergé B, che fa il secondo, al terzo 2 Italia, al quarto Dolomite VF. Sono questi gli altri 4 finalisti che andranno a disputare la nona corsa, la finale del Memorial Gasparetto.